Eccoci, spero il collegamento funzioni bene. Salute a tutti, buona giornata. In particolare, come ieri, insomma, i ragazzi che ci seguono, chi si è collegato. Tema stamattina particolarmente delicato da una parte e interessantissimo dall'altra, perché è il grande tema della vita. C'è poco da fare, la realtà è questione veramente seria. Abbiamo voluto in questa chiacchierata di stamattina, abbiamo voluto mettere a tema proprio la difficoltà, ma anche la bellezza della responsabilità che tutti abbiamo di scegliere nella vita, di scegliere quale strada prendere, di scegliere giorno per giorno nelle particolari circostanze che ci tocca vivere, da che parte stare, e adesso vedremo che alla fine in tutte le scelte difficilmente c'è una terza possibilità, si tratta proprio di andare o dritti verso la meta o da un'altra parte, in qualche modo rischiando anche di tradire se stessi. Insomma, il grande tema della vita, cioè della libertà, perché se c'è una cosa che caratterizza e distingue l'uomo dai bestie è proprio questa, la libertà, la capacità che ha di assecondare o no la propria vocazione, il proprio destino buono, ma così come lo può anche tradire in tante occasioni, in tanti modi, come vedremo stamattina. Tutto questo attraverso qualche brano, qualche spunto, qualche suggerimento tratto direttamente dalla Divina Commedia. Perché? Perché riferirsi a un testo tutto sommato vecchio e che, ahimè, spesso a scuola non apprezziamo granché, insomma, per dirla con un eufemismo, non apprezziamo granché, anzi la teniamo sempre molto distante. Invece ha tanto da dirci, modernissimo poema sulla vita dell'uomo, sulle sue caratteristiche, sulle sue possibilità grandiose, eternamente presente, eternamente moderno. Divina Commedia, nella Divina Commedia Dante è riuscito a dire cose così vere dell'uomo che saranno sempre vere, avranno sempre qualcosa da dire se uno ha il coraggio di paragonarsi lealmente con le sue parole. Dicevo tra me, preparando l'intervento di stamani, è facile parlare di quello facendosi aiutare da Dante, perché non c'è altro tema della Divina Commedia, è una cosa impressionante. La Divina Commedia è costruita proprio intenzionalmente, e lo dichiara, per parlare della libertà, per aiutarci a capire cosa è la libertà, quale oggetto, quale scopo abbia l'esercizio della libertà e a che condizioni questa libertà è esercitata correttamente. È proprio il tema della Divina Commedia, lo vedremo proprio leggendo qualche verso, ma la scelta che ho fatto per essere più semplice e anche più radicale è quella di guardare insieme l'incipit, l'inizio di ciascuna delle tre cantiche, per andare a vedere se è vero quello che ho detto, e cioè che il tema è davvero la conquista della libertà. Basta guardare l'inizio della vicenda e i tre inizi dove i tre luoghi della Divina Commedia, cioè come sapete Inferno, Purgatorio e Paradiso, vengono percorsi, l'inizio di questo percorso. Il secondo canto dell'Inferno, vabbè, lì è tutta una scelta. È tutta una scelta, anzi io segnalo sempre che in fondo nel primo e nel secondo canto dell'Inferno è già detto, riprendo un po' quello che dicevamo ieri, è già detto quale sia la scelta fondamentale, cioè una scelta che è come, non so come dire, viene e qualcuno delle domande alla fine ieri lo ha proprio chiesto che fosse più chiaro, di spiegare meglio che cosa si intenda per come dire, opzione fondamentale, scelta che viene prima di tutte le scelte particolari. E, si potrebbe fare un esempio, un paragone che
ho sempre usato a scuola, che è un po' questo. Noi in realtà della vita scegliamo ben poco. E questo sarebbe il primo grande atto di verità e di umiltà che siamo chiamati a fare. Non siamo padroni della nostra vita, ma penso che sia di un'evidenza in tempi di Covid, almeno questo dovremmo averlo imparato. Non siamo padroni della vita. E devo dire che da questo punto di vista questi mesi sono stati una grande scuola di umiltà, ma di umiltà nel senso di verità, di realismo. Rendiamoci conto che l'illusione di poterci sostituire a Dio o comunque di essere Dio, cioè padroni del bene e del male, padroni del presente e del futuro, è una balla gigantesca. Non è vero. Da qualcosa o da qualcuno dipendiamo, chiamatelo come volete, ma si dipende sempre, si dipende anche solo per la ovvia constatazione che non decidiamo di venire al mondo, non decidiamo né quando né dove e nemmeno decidiamo quando e dove ce ne andremo. I termini fondamentali dell'esistenza non sono in mano nostra, vuol dire che non è in mano nostra neanche tutto quel che c'è in mezzo. Bene, bisogna almeno partire da questa ovvia considerazione e leggendo il primo canto dell'inferno questo è di una clamorosa chiarezza, perché quella scelta fondamentale lì è un po' come, dicevo l'esempio che facevo a scuola, è un po' come se fossimo in una caverna dove il buio non aiuta e non scegliamo il punto e l'ambiente, insomma, l'ambiente in cui trovarsi. I due viviamo le stesse circostanze, perché poi la realtà è la stessa, quella in cui siamo immersi in qualche modo la stessa per tutti. Cos'è che può fare la differenza? Cosa può metterci di suo l'uomo perché queste circostanze non siano deterministicamente intese come una schiavitù? Sono capitato qui, cosa ci posso fare? Invece ci puoi far molto, perché la libertà funziona più o meno così, che a parità di condizioni, davanti alle stesse circostanze della vita, uno può essere girato verso l'ingresso della caverna e uno può essere girato verso il fondo della caverna. Questa scelta dipende da noi. La grande scelta è questa. Il resto, in qualche modo, tra virgolette, lo subiamo. Ma noi possiamo metterci dentro questa decisione se nell'affrontare le circostanze, che sono le stesse per tutti più o meno, curiose anche per tutti, noi facciamo dei passi verso la luce, cioè verso una progressiva comprensione della verità, del bene, della bellezza, della grandezza del nostro destino, oppure camminiamo verso il fondo della caverna. Qualcuno la caverna ha come destino finale, come meta, come scopo il raggiungimento dell'uscita, cioè della luce. Per altri ogni passo va verso un buio sempre più profondo, una confusione sempre maggiore. Questa è la nostra scelta. Dopodiché c'è tutta la fatica, c'è tutto il problema dell'errore, del perdono, insomma, poi la vita è una roba seria, interessante, ma se passo dopo passo ci si possa avvicinare alla luce, questo dipende da noi, da come ci orientiamo nel mezzo della caverna in cui siamo venuti al mondo. Se ci orientiamo in un modo, ogni passo sarà verso una luce, una comprensione più grande. Se ci giriamo dall'altra parte, sarà un passo verso lo sprofondare nel buio e nella dimenticanza di noi. A me pare che questa sia la questione detta da Dante in un modo clamorosamente anche semplice, proprio con un'immagine chiarissima che tutti conoscete, che è quella di quel sano realismo con cui dice di se stesso: nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Allora, prima questione è quella che ho detto prima, rispetto alla circostanza che viviamo del Covid, di questa fatica e dolorosissima circostanza, è la selva oscura. Perché?
Perché questo male? Perché questo dolore? Perché questa fatica? Dove sono? Dove mi trovo? Perché? Perché? Perché a lui sì, a me no, o viceversa? Perché questa selva oscura esige questa circostanza dolorosa, questa in modo più clamoroso di altre, esige da noi una responsabilità, un tentativo di chiarificazione, un tentativo di capire almeno qualcosa di più di noi stessi e del mondo. Insomma, come ogni ferita ci costringe a camminare. Bene, Dante di se stesso dice questo, e anche noi siamo chiamati a questa prima grande opzione, un sano realismo per cui non ci illudiamo di essere padroni della nostra vita, ma anzi, la vita diventa una accanita ricerca di qualcosa per cui valga la pena, che spieghi la vita e perciò renda la vita amabile, interessante. Bene, fatta questa scelta, la grande responsabilità si traduce in un verso apparentemente banale, buttato lì anche nelle spiegazioni dei testi, secondo me invece indicazione preziosissima. Guardai in alto e vidi le sue spalle, giunge ai piedi di un colle, quando fui ai piedi di un colle giunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta, eccetera. Ragazzi, guardare in alto non è mica una roba scontata. Avere il coraggio di tirar su la testa dal proprio ombelico, dal proprio particolare che ci tira giù. Il particolare, se non è guardato attraverso la lente dell'infinito, dell'immensità, è una prigione, sempre. Anche il particolare della donna amata è una prigione. Invece, se si tira sulla testa e si guarda in alto, guardare in alto vuol dire misurarsi, paragonarsi con l'intero, con tutto quello che c'è. Il cielo stellato è l'emblema di questa possibilità che abbiamo di guardare l'infinito, di avere a cuore l'infinito, tutto. Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite dei raggi del pianeta. Il sole non lo vede, non lo vede ancora, però a furia di guardare in alto qualcosa di una luce traspare, qualcosa si comincia a intuire, che un bene ci sia lo si comincia a sperare davvero, che un bene ci sia, una verità possa illuminare la vita, comincia a trapelare. In quel bagliore strano, così fioco a volte, ma c'è, ma c'è. Allora lui dice, non c'è altro da fare nella vita che questo. Tira su la testa dal proprio particolare, proprio allargare il cuore, allargare la ragione, allargare i polmoni, respirare a polmoni pieni, guardare tutta la realtà. E allora accade la prima cosa che aiuta a esercitare la libertà, le scelte, che ci si sente attratti inevitabilmente da quel luogo, da quella luce, da quella possibilità di capire, la possibilità di capire davvero. E Dante dice, beh, appena ho visto questa luce, mi sono fermato un attimo, ho tirato il fiato e ho detto, vado su, là bisogna arrivare. Guardate, il paragone della luce è decisivo in letteratura, ma fa così parte dell'esperienza umana che dai si capisce. Nel buio, in assenza di luce, non si capisce niente. Hai voglia te di dire che sei intelligente, bravo, preparato, che va bene, ci sta, ma senza luce cosa capisci di quello che è intorno? E la luce non la fai tu, non sei tu la fonte della luce. Bisogna che una luce venga da qualche parte, ma una luce venga a illuminare i contorni delle cose. Insomma, l'esempio che faccio sempre anche a me stesso è che se in una sala dove ci si trova in presenza in 300, improvvisamente salta la corrente e viene buio fitto, proprio il buio quello
quello che ti senti immerso nell'inchiostro. Improvvisamente non capisci più chi è intorno, non capisci come muoverti e ogni tentativo di muoversi è disastroso. Fai del male agli altri, fai del male agli altri, spacchi anche a te stesso. Nessuno odia nessuno per principio, ma necessariamente ci si fa del male nella menzogna, cioè nel non sapere la verità, senza un po' di luce. Tutta la partenza della Divina Commedia è dentro questa scelta decisiva. Amare la luce, desiderare la luce, volere la luce, sapendo che non siamo noi la fonte della luce, ma andare a cercare posti, luoghi, persone dove la vita si illumina un po', dove capisci che c'è una chiarezza maggiore. C'è la possibilità di andare dietro a qualcuno, come appunto accade a Dante, che tira su la testa, alzare lo sguardo, è una roba da uomini proprio, capito? Gli animali non possono neanche guardare in alto, sapete? Perché sono strutturati in un modo tale che anche fisicamente non guardano le stelle. Bene, guardare in alto, intuire, perché c'è. Perché quando l'uomo incontra l'infinito, capisce che c'è come un privilegio da dare, una venerazione da sentire per e lo dico a parole di un altro, così non facciamo non mi accusate di partire da preconcetti, perché il grande Leopardi, lui ce l'ha insegnato in modo insuperato. Quando miro in cielo arder le stelle, dico tra me pensando a che tante facelle c'è, fino a ed io che sono di sé, sulla un po' di sé, la profondità del proprio animo, da ammirare, un'ammirazione, una attrattiva, un già amore, un amore in qualche modo c'era già, che viene su davanti al suo oggetto, si chiarisce. Ecco, Dante dice bisogna fare così. Prima roba nella vita, la prima grande scelta, in fondo è la scelta che si fa ogni mattina, è questa, star davanti alla grandezza, a ciò che può veramente dar respiro alla giornata e alla vita. Allora, intuito che da qualche parte forse c'è il bene, questa grandezza a cui mi sento chiamato, provare ad andare a vedere, conquistarlo, insomma. E allora Dante ci prova, tenta di andare su, ma come sapete la lonza e la lupa lo fermano e, soccorso da una presenza misteriosa che si rivelerà essere il poeta Virgilio, ha finalmente la possibilità di gridare miserere di me. Altra grande scelta. Davanti a uno presente, invece che dire no, no, non ho bisogno di nessuno perché io sono un figo, me la cavo da solo, avere la saggezza di seguire, di chiedere almeno, di chiedere aiuto, partire dalla propria condizione di bisogno e perciò scegliere di accompagnarsi con qualcuno, di avere dei maestri, dicevamo già ieri, no? Di andare dietro proprio. Ieri dicevamo Geppetto Mangiafuoco, qui è O Virgilio la morte, tant'è amara quella selva là, cioè la vita senza un po' di luce, senza un po' di verità, tant'è amara che poco è più morte. La scelta è tra la vita e la morte, sempre. E allora avere davanti uno come Virgilio e decidere di andargli dietro. Ma la cosa che a me fa impazzire di questo inizio della Divina Commedia è come se la gioca Dante, perché è disperato, c'ha una fifa la Madonna, cioè, aiuto, 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 miserere di me, e Virgilio gli dice, eccomi qua. Allora si presentano, si fanno tutti i salamelecchi del caso, Dante decide di seguirlo, ma questa cosa la dobbiamo capire perché si gioca tutto qui. Siamo tutti così, provate a pensarci. Decide di seguire perché cos'ha da perdere? È lì che ci sta lasciando la pelle, sta andando tutto in mona, cioè, sta marcendogli tutto tra le mani, gli affetti, le speranze che aveva, capisce che avere quattro soldi alla fine non vuol dire granché,
tutto svanisce, il nulla sembra divorarsi tutto, cosa da perdere? Allora se arriva uno che ti dice ti do una mano, pronti. Bene, e Virgilio presentandosi, dopo essere presentato, gli dice allora, perché non vai su là, sul monte lì, che saresti felice per le ragioni che abbiamo detto? E Dante è costretto a rispondere, provaci te, guarda qui la lupa che mi impedisce, satanata, proprio affamata, una bestia che riassume tutte le cupidigie, tutti i vizi, tutte le violenze dell'uomo, di cui è capace l'uomo, dice guarda qui la lupa mi impedisce, no, non gliela fa. No. E Virgilio gli mette davanti la scelta. La scelta, cioè gli dice Dante, guarda, hai ragione, sta attento, hai ragione, la prima scelta in fondo l'hai già fatta, quella proprio, come abbiamo detto, alla radice di ogni altra scelta, la luce, hai già scelto per la luce, il problema è la strada. Kafka diceva, esiste una meta, certo, mia scemo, esiste una meta, ma non c'è strada per raggiungerla. Virgilio dice a Dante, hai ragione, la meta c'è, è scelta, è quella, ma tu stai sbagliando strada, devi stare attento, perché per raggiungere quella roba lì, quella vita, quell'esperienza piena di luce, bisogna fare, non è così semplice, la vita non conosce, ragazzi, la vita non conosce scorciatoie, state attenti, perché bisogna fare i passi, bisogna avere la pazienza del contadino che a tempo debito fa una cosa, poi a tempo debito ne fa un'altra e a tempo debito ha i risultati. Chi vi promette scorciatoie, un po' come il Pinocchio di ieri, no? Il campo dei miracoli, vieni qui, stanotte pianti giù 5 monete d'oro, mai mattina, vai lì, sei l'uomo più ricco. Dai, mai accadrà. Quel che è veramente nostro e quel che è veramente prezioso lo si conquista col gusto della propria fatica, con la gioia della propria fatica, ma nel tempo e nelle condizioni che il tempo e che la realtà dettano, che non siamo noi a stabilire, se no è pericoloso, se no c'è da stare attenti. Allora Virgilio dice, Dante, 4 salti vado su, lo vedi bene che non si può. A te convien tenere altro viaggio se vuoi campar da sto loco selvaggio. Qui è la seconda grande scelta, il secondo livello della grande scelta. Dante, così non ce la puoi fare. Cambia, vienimi dietro, fidati, c'è un'altra strada, però mi devi venire dietro, non la puoi fare da solo. Da solo non ce la puoi fare. Vieni con me, che sono venuto apposta a prenderti. A te conviene tenere altro viaggio, proprio un bivio, capite? O di qua o di là. È proprio la scelta. E Dante, e Dante gli dice di sì. Alla fine del primo canto gli dice, dai, andiamo a vedere questa cosa che mi prometti che si risolverà bene alla fine. Ma nel secondo canto succede una cosa incredibile, perché Dante è preso dalla paura, cioè dalla paura, non c'ha voglia, dai, proprio come noi in modo speciale adesso, in questa cultura, in questa società, in questa mentalità che ci vuole poveri, ci vuole piccoli, ci vuole obbedienti, ci vuole senza slancio, ci vuole senza ardimento, senza franchezza, ci vuole proprio vermi in cui formazione falla, noi che saremmo chiamati a formare l'angelica farfalla, dice Dante nel Purgatorio. Ecco, invece c'è tutta una cultura che dice ma no, tranquillo. E ci caschiamo noi genitori per primi, quando i figli diciamo adesso pensa a studiare. Ma dov'è lo slancio? Dov'è la ragione di uno slancio che permetterebbe anche di studiare volentieri? Ma dirmi che devo studiare non serve a niente. Dov'è lo slancio in una società così che punta proprio sulla mediocrità? È dura, ma chi vuole ce la può fare. Allora Dante
si immedesima con questa fatica, perché è una fatica da fare, certo che è una fatica da fare, e dice no, no non c'ho voglia, non c'ho voglia, senti, non rompetemi, è già dura così, faccio già il mio doverino, il mio 6 lo porto a casa, poi vedremo il lavoro, se non è vicino, se non è, lasciamo stare, fa tanta fatica, mi devono dare un lavoro vicino alla mamma, 30 metri da casa, senza dovermi sbattere, alzarmi mezz'ora prima, se no troverò qualcosa, intanto si campa di rendita perché ci mantengono il babbo e la mamma e i nonni, no, no, così no. E anche Dante ci casca e dice no, troppa fatica quello che mi proponi Virgilio, fallo te il viaggio. Io sono mica, sai che sono andati in due di là finora, Enea e San Paolo. Uno doveva fondare l'impero romano, uno la Chiesa Cattolica. Beh, si capisce che loro, ma io sono mica Enea, io non sono mica San Paolo. È come noi quando diciamo, oh, calma, sono mica il Papa, sono mica santo, sono mica San Francesco, sono mica un prete, insomma, lasciatemi al mio posto, lasciatemi vivacchiare al mio posto, ma così si diventa disperati, ragazzi, si diventa violenti. Invece bisogna avere lo slancio di che Virgilio allora gli spiega tutta la storia del perché è andato a prendere, meraviglioso, tutta la storia del perché è andato a prenderlo, che è la sua donna che ha mandato Virgilio a prenderlo, e solo allora Dante trova veramente il coraggio, supera la viltà, torna a vivere di ardimento e franchezza, ardore e franchezza, sono i due termini che usa lui, e allora sì, si può partire davvero. Il viaggio della vita comincia sempre così. Ho voluto attardarmi un po' su questo inizio della commedia, perché c'è dentro tutto. In questa scelta, una scelta di realismo, una scelta di chiedere aiuto, di domandare, la scelta di andare dietro a qualcuno, cambiando anche la prospettiva da cui eri partito. Il viaggio non è quello che pensavi, ci vuole un altro che te lo insegna, che ti accompagna, che ti corregge, che ti sostiene, che si commuove per te, che quando sbagli non ti manda sulla forca, ma ti abbraccia ancora di più. Insomma, ed è scritta, ed è scritta in questo incipit della Divina Commedia tutto ciò che occorre per diventare grandi, per fare le scelte, non dico giuste, perché le scelte poi si possono anche sbagliare, ma dentro la grande scelta. Una volta che uno ha scelto la strada, ragazzi, e è quella giusta, a te conviene tenere il tuo viaggio, lungo la strada poi si può anche cadere e si può anche chiedere una mano, ci si può ferire e allora si ha bisogno di fermarsi un momento. Ci sta tutto, tutta la debolezza, tutti gli errori possibili, tutti i tradimenti possibili, ma sulla strada. Questo è scegliere. Questa è la decisione che alla vostra età, soprattutto, mi sembra, si deve prendere. Come una predilezione alla verità. Io voglio essere vero, voglio essere me, voglio scoprire me. Allora capite che tutta la Divina Commedia ha a tema questo. Pensate saltiamo allora alla seconda cantica. Pensate che il purgatorio, allora Dante sapete che ha fatto tutto il cammino all'inferno dietro Virgilio, sbuca dall'altra parte e si ritrova sulla spiaggia di un'isola, di una montagna grandissima, è la montagna del Purgatorio che sorge dall'altra parte della Terra, nell'altro emisfero, e si avvicina un vecchio che Virgilio saluta con queste parole. Guardate che dov'è? Primo canto del Purgatorio. Il vecchio, quando li vede arrivare, stupito, perché non è mai arrivato nessuno da lì, dall'inferno non si esce, stupito, li rimprovera quasi, dice, voi chi siete, cosa fate qui, da dove arrivate? Si è mai sentito dire che dall'inferno qui arrivi qualcuno? Allora Virgilio gli spiega, sta calmo che è una cosa un po' particolare. Com'io dal loro sguardo fui partito un poco, ma volgendo all'altro polo, laonde il caro vidi presso di me un veglio, solo, degno di tanta reverenza in vista che già
non dea padre alcun figliuolo, lunga la barba e di pel bianco mista portava, ai suoi capelli simigliante, dei quai cadeva al petto doppia lista. I raggi delle 4 stelle, delle 4 luci sante, fregiavan sì la sua faccia di luce che io vedea come se il sol fosse davanti. Insomma, mi compare questo vecchio, come dire, che incute rispetto, stima, induce a considerarne la saggezza, lo sguardo profondo, illuminato dalle 4 stelle che rappresentano le virtù, si mette appunto a quasi lo duca loro mi diedi piglio e con parola e con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe e il ciglio. Prima roba Virgilio gli dice mettiti in ginocchio davanti a certe persone, davanti a una evidenza così imponente della verità. Bene, ma mi piace di più la parola verità, perché è la verità che rende liberi. La verità vi farà liberi. Ecco, di fronte a un vecchio che in qualche modo, scopriamo dopo, incarna questa verità, questa saggezza, questa sapienza sulla vita, la luce, insomma, tanto desiderata, non a caso è illuminato quasi che fosse il sole, dice Virgilio, dice a Dante, mettiti in ginocchio, cioè bisogna piegarsi, bisogna servirla la verità, tanto è grande e tanto è il bisogno che abbiamo di lei, che quando trapela, quando la intravedi, il problema è solo lo slancio per seguire, ci sono qui. Gli presenta Dante e gli dice, questi non vide mai l'ultima sera, gli ho fatto vedere tutto l'inferno e adesso per grazia di Dio vuole attraversare, vuole percorrere anche tutta la montagna del purgatorio e alla fine gli dice così: or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. E si scopre essere questo vecchio saggio, custode del purgatorio, niente meno che Catone Uticense. Catone Uticense, il saggio che si era tolto la vita per protestare contro la privazione delle libertà che il passaggio dalla Repubblica all'impero aveva comportato, a suo modo di vedere, la fine delle virtù repubblicane, la fine del Senato, la fine della Repubblica che aveva custodito i valori antichi, tradizionali, eccetera, e il passaggio all'impero negli anni, grosso modo, attorno alla vicenda di Giulio Cesare, per intenderci. Giulio Cesare morì nel 44 a.C., quindi il periodo è quello, lo stesso di Virgilio. Bene, Catone si toglie la vita per affermare che c'è una cosa che vale perfino di più della vita fisica, una cosa sola, la libertà, quella cosa che rende l'uomo diverso da tutti gli animali, che lo fa essere uomo. Se tu togli quella roba lì, c'è una bestia. C'è la bestia ancora, non c'è ancora l'umanità. Per questa libertà che fa l'uomo uomo si può rinunciare perfino alla vita fisica. Pensate che allora Dante ha così a cuore questo problema della libertà, stima così tanto la libertà, che prende questo Catone, pagano, mica un cristiano, si è mica convertito, pagano e suicida, un peccato gravissimo, stracondannato già all'inferno, e lo abbiamo visto, eppure lo mette a vegliare, a custodire tutto il purgatorio. Le anime del purgatorio sono sante, cioè prima o poi vanno in paradiso, nella visione di Dante, no? Fare di un pagano morto suicida un santo, addirittura un santo con responsabilità, non da poco, se custodisce il purgatorio, è una scelta, guardate, una scelta anche storicamente, dal punto di vista della storia del pensiero, della filosofia, della letteratura, è una scelta di un coraggio pazzesco addirittura. Ma Dante, siccome ha a tema e a cuore solo una cosa, l'affermazione della libertà, non ci pensa 2 volte e lo fa. Andando avanti si scopre che
tutto il purgatorio ha a tema la libertà. Il purgatorio ecco, è la cantica dove si conquista la libertà, proprio la si conquista nel progredire, nello svilupparsi del cammino lungo la montagna, superando anche difficoltà notevoli, ma si conquista la libertà, cioè si riconosce sempre di più l'oggetto del proprio desiderio, di cui abbiamo parlato ieri, dell'attrattiva della vita, e si diventa sempre più capaci, più leggeri nell'aderirvi, meno ostacolati dai vizi, dal male, dalla menzogna, nell'aderire al vero. Perché la libertà è questo. La libertà per Dante è l'energia con cui l'uomo aderisce al vero. Non è quella scemenza che abbiamo in mente tutti, noi adulti compresi assolutamente, per cui la libertà sarebbe non avere vincoli, non avere legami, non dipendere da nessuno, tutte queste scemenze, che sono evidentemente scemenze, come se la libertà fosse meno rapporti ho, più sono libero. Ma dove? Uno che non avesse rapporti con niente e con nessuno è malato, finisce al manicomio. Invece la ricchezza di una personalità è la ricchezza dei rapporti che ha, dei legami che ha. Legami proprio che sono vincoli, vincoli che apparentemente frenano la libertà, invece sono il luogo della libertà. Bisogna fare attenzione a queste cose che diamo per scontate, ragazzi, perché la libertà è veramente l'energia con cui riconosciamo la verità, cioè ci corrisponde, abbracciare la verità è un'esperienza di soddisfazione. Direbbe Dante in Paradiso, sommo godimento, sommo piacere. Questa è la libertà e la si registra come corrispondenza, come adeguatezza, come godimento, appunto, come piacere. Bene, Dante ci tiene così tanto che fa del purgatorio la cantica dove pian piano si diventa proprio così. Tanto che quando Virgilio lo saluta, faccio 3 accenni velocissimi, oltre a questo del primo canto con la figura di Catone, come sa chi per lei libertà va cercando che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta, ricordatevelo. Ma poi andando avanti tutto il purgatorio ha a tema questo. Tanto che quando saluta Virgilio, il maestro che lo ha accompagnato in Inferno e Purgatorio, Virgilio gli dirà eh, adesso tu hai la libertà, hai guadagnato te stesso, puoi fidarti perciò di te stesso e quindi io come si dice, ti dichiaro, pensate che ti dichiaro signore di te stesso, non hai più padroni, libero e forte è il tuo volere, libero. Io ti dichiaro te, sovra te, corono e mitrio, l'ultimo verso che Virgilio dice a Dante, io ti incorono re e papa, se è possibile, di te stesso, non hai più padroni perché il tuo volere, la tua volontà è diventata libera. Adesso segui pure il tuo desiderio fiducioso che ti accompagnerà verso il vero. Non è più impastato o mischiato con la menzogna. Adesso che il tuo desiderio attraverso tutto il cammino del purgatorio è diventato puro, è tornato quello che era all'origine, fidati, vai fino in fondo a tutti i tuoi desideri che sono buoni, sono un'attrattiva buona, perché sei finalmente libero, re e signore di te stesso, non hai più padroni. Oppure quando nel paradiso analogamente saluta l'altra guida, che è Beatrice, le dirà: tu m'hai di servo tratto a libertate, per te sono diventato un uomo libero, per te Beatrice, e mi insegnate voi che l'amore da un certo punto di vista solo il cinismo orrendo dei nostri tempi dice che l'amore è una schiavitù, è un legame, è una prigione, quante volte ho sentito dire.
ma bisogna veramente mentire per dire una roba così, perché è così invece il contrario, che nell'adesione a un amore grande, a un'attrattiva grande, ci realizziamo e diventiamo felici, cioè liberi. Bene, Dante costruisce tutta la Divina Commedia su questo, parlando della sua donna e andando dietro alla sua donna. Lo dice espressamente quando saluta le sue guide, lo mette a tema dichiaratamente nel primo canto, quello che abbiamo visto di Catone, ma fa un'altra cosa ancora. Una roba, pensate, che in mezzo alla Divina Commedia, cioè se voi prendete i 100 canti e li mettete in fila, se togliamo il primo canto che fa da prologo, da introduzione a tutta l'opera, restano i 33 dell'inferno, i 33 del purgatorio, i 33 del paradiso. Quello in mezzo, cioè il centro della Divina Commedia, è il 17° del purgatorio. Un tizio, uno studioso inglese, mettendo la Divina Commedia al computer, perché sono cose che si vedono solo al computer, sa Dio come faceva Dante a mettersele, ha scoperto questa cosa incredibile, che se si prende, perché aveva notato delle strane corrispondenze, dei numeri strani, numeri intendo soprattutto il numero dei versi di ciascun canto, insomma aveva notato che il gruppo dei 7 canti centrali del Purgatorio, quindi 16, 15, 14, il 17 il centrale, 18, 19, 20, quel gruppo lì di 7 canti ha qualcosa di strano, perché sono lunghi i canti in modo corrispondente, in modo speculare, dopo e prima il 17. Bene, notata questa cosa un po' strana, mette nel computer e a un certo punto si accorge che, preso il 17° canto del Purgatorio, se vai avanti 25 terzine, cioè a partire dalla prima terzina del 18°, 25 terzine esatte, nella 25ª il verso centrale ha dentro la parola libero arbitrio, ma anche all'indietro uguale. Se prendi l'ultima terzina del 16° e torni indietro 25 terzine, nel verso centrale c'è la parola libero arbitrio. È rimasto impressionatissimo, Singleton si chiamava questo studioso di aree anglosassone, è rimasto impressionatissimo e ci ha fatto su tutto un ragionamento, insomma, che adesso non abbiamo il tempo di ripetere, ma che impressione fa l'idea che Dante, che nel 17° del Purgatorio spiega la dottrina d'amore, cioè come l'amore, non nel senso del sentimento marmellatesco di cui si ragiona oggi, l'amore, cioè il riconoscimento razionale di una attrattiva che realizza la vita, il desiderio della vita. Quando nel 17° spiega la dottrina d'amore, è come se dicesse, ragazzi, è così, cioè Dio ha fatto le cose in modo tale che siamo soggetti a questa attrattiva, non è che la possiamo scegliere. È come la legge della gravitazione universale. Non è che puoi dire io sono d'accordo, io no, votiamo per chi è d'accordo con la legge della gravitazione universale. No, non funziona, c'è, basta. Per cui se devi scendere dal 5° piano, non puoi scendere dalla finestra, perché ti sfracelli, devi fare le scale, perché c'è la legge della gravitazione universale. Bene, Dante ragiona così e dice: siamo soggetti alla legge dell'amore, di questa attrattiva che ci rende grandi e felici, ma a differenza di tutti gli altri animali, di tutti gli altri esseri che tornano obbligatoriamente, di necessità, al loro luogo, secondo l'ordine stabilito da Dio, noi no. È come se Dio avesse detto all'uomo: l'uomo lo metto in questo ordine che dà ragione di ogni movimento, di ogni essere, di ogni cosa. L'armonia che muove il mondo. Ecco, inserisco l'uomo in questo ordine, ma poi gli do una cosa tremenda, lo rendo libero e lui, l'uomo, a quest'ordine che io stabilisco come legge che regola la bellezza e l'armonia dell'universo, potrà aderire o no, lo può affermare o rifiutare. Questa è la libertà.
Allora Dante, per dire questa cosa pazzesca, cosa fa? Mette lì questa dottrina d'amore spiegata al centro, nel XVII e in qualche modo nell'intero gruppo dei sette canti centrali, ma poi mette a 25 terzine a destra e 25 terzine a sinistra, come a dire che questa proposta è affidata, consegnata alla libertà, ci mette la parola libertà. E perché nella 25esima terzina, non nella 24esima? Perché 5 più 2 fa 7 e 7 è il numero dell'uomo, essendo il numero della creazione, il numero conclusivo del percorso della creazione è il numero dell'uomo, l'ultimo essere che Dio ha fatto e posto libero, libero nel paradiso terrestre. Immaginate, cioè voglio dire, non, è proprio una constatazione. Per Dante tutto il percorso in fondo non ha altro scopo che questo: scoprire cosa sia la libertà, chiarire cosa sia la libertà. Un ultimo accenno, poi mi fermo per lasciare spazio, come mi è stato chiesto, a qualche domanda. Il paradiso uguale, cioè ha fatto due inferni, ha fatto due purgatorio, Virgilio se n'è andato, è arrivata Beatrice, Beatrice lo trascina con sé lungo, come sapete, lungo i nove cieli, ma dice Dante che insomma per la terza volta si sente in dovere di avvertire il lettore: caro lettore, occhio, perché qui di automatico non c'è niente, è una scelta che devi fare. È una scelta che devi fare, quella di venirmi dietro se vuoi arrivare a vedere veramente la luce di cui hai bisogno. Allora, nel secondo canto del Paradiso eh, mette un'avvertenza ai lettori, ve la leggo velocissimo e basta, poi finisco, che dice: o voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti il mio legno che cantando varca, tornate a rivedere i vostri liti. Non vi mettete in pelago che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. L'acqua che io prendo giammai non si corse, eccetera. Si rivolge con un appello prima ai molti, che dice: voi che siete in piccioletta barca, sentite, siete stare, tornate a casa, non ce la potete fare. Non ce la potete fare a venirmi dietro in un viaggio così interessante, ma per persone con gli attributi, insomma. Non è per le mezze calzette, per le mezze cartucce, non è per gli impavidi, non è per gli ignavi, aveva già detto l'inizio dell'inferno, è per uomini veri, per donne vere, un cammino così. Se siete in piccioletta barca, cioè se avete desideri piccoli, se avete la testa piccola e non avete ancora cominciato a usare la testa in tutta la sua potenza, state a casa, se no vi fate del male. Voi invece, seconda parte dell'appello, voi altri pochi, voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui ma non sen bien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna equale. Voi invece che avete tirato sulla testa, quello che abbiamo detto all'inizio, voi che avete alzato lo sguardo, pochi siete, però venite. Voi ce la potete fare. Voi ce la potete fare perché avete desiderato fin dall'inizio tutto. Il pan degli angeli vuol dire l'infinito, vuol dire la luce, vuol dire la grandezza della vita, insomma. Ecco, con voi mi sento di andare avanti perché so che ce la farete a venirmi dietro. Ma se no, cioè, è per chi ha un cuore grande, un grande cuore, una grande ragione, non una grande testa nel senso che c'è 10 lauree, ci può avere 10 lauree e essere degli emeriti, e si può essere contadini illetterati e avere una saggezza nella vita imparagonabile con tutto quello che si è visto fino a quel momento lì. Non è questione di quantità di nozioni, intelligenza, cioè profondità di comprensione. Va bene, io come disposto dagli organizzatori mi fermerei qui.
Ho cercato di fare un percorso che di solito dura 3 anni in 3 quarti d'ora, non so se sono stato utile. Se ci sono questioni, domande, interventi, se è arrivato l'assessore. Pronti? Chiude l'assessore allora? È arrivato? È arrivata? Pronto? Sì, c'è, aspettiamo un attimo perché è impegnata al telefono. Dovrebbe riuscire ad arrivare, la vediamo, c'è, era collegata, eccola, buongiorno. Buongiorno, ma certo che ero collegata, potevo perdermi il professor Mini che spiega Dante. Ho Eccoci. silenziato tutti i telefoni, ho chiuso un incontro che avevo e scusate la telefonata, per me è stata un'altra bellissima lezione. Ecco, e avere docenti come te, Franco, grazie, perché nella scelta del maestro di cui hai trattato ieri, di cui hai trattato oggi, c'è tutta anche la potenza della nostra letteratura. Lo dico così perché in effetti, ascoltando, rileggendo, accompagnati da chi ne ha fatto un dono d'amore anche, no? Di abbracciare Dante in questo modo, o con Lodi ieri, con il nostro universale Pinocchio, ti fa aprire non solo il cuore, ma anche, lo dico per i ragazzi, siete stati dei privilegiati oggi perché un domani questo vi ritornerà, è qualcosa che vi resterà dentro. Ecco, Questo sì, questo quando sì. scegliete un maestro, e oggi ci sono stati più passaggi sulla scelta, e alzate la testa, come ci è stato ben richiesto, scegliete anche chi sarà il vostro maestro. E lo dico anche ai docenti che so che seguono questo incontro, che hanno seguito anche quello di ieri. Siate consapevoli di questo ruolo perché è gigantesco, è enorme, è poderoso, è di grandissima responsabilità. L'insieme delle due però ci fa sentire accompagnati nella strada giusta. Io credo che la nostra letteratura, larga parte di questa letteratura che abbiamo poi deciso di mettere in job, ieri con Lodi, oggi Dante per i 700, Sembra molto coraggiosa, siete stati bravissimi. per i Cioè, 700 anni, ma perché noi ormai sai che Job per noi è veramente un momento che vuole essere significativo, cioè dare un segno e provare a lasciare un segno, non perché noi si voglia incidere qualche cosa, ma perché prendiamo ciò che di buono c'è, alle volte viene lasciato un po' così esatto. sonnecchiante, perché presi da una società che corre e spazza via, e invece noi diciamo no, guardate che abbiamo degli ancoraggi, abbiamo negli anni di Job, tutti gli anni, trovato un significato e non potevamo ovviamente non lasciare un segno sul 700 anni di Dante, non potevamo non riprendere Pinocchio con te perché tu sei capace di renderlo questa straordinaria idea educativa di riproporla, ripresentarla perché non è di un tempo che non c'è più, è del nostro tempo e quindi ormai lo dico a tutti, per noi Franco Nembrini è un aiuto in job straordinario e quindi io ti ringrazio Speriamo di e ti vederci in invito. presenza alla prossima edizione. Sì, Te l'ho sì, noi detto, vogliamo te l'ho detto la abbracciarci. settimana. Noi vogliamo Bello, abbracciarci, bello. vogliamo tornare ad avere quei padiglioni vivi, vivaci, con tutti quegli sguardi straordinari di ragazzi che cercano la strada, perché in effetti, e credo che anche l'anno prossimo potremo fare, come avevamo detto l'anno scorso, nello stand della regione, fare il luogo di Dante e ogni ora affrontare un canto con te, perché avremo tanto, tanto da fare innamorare nuovamente, ecco, della nostra straordinaria letteratura e della gigante che Dante rappresenta. Yes, Grazie io ci Franco. sono, è una promessa. A presto allora. Grazie, grazie mille. Alla prossima. Che bello. Bene, grazie a tutti, ringraziamo il pubblico collegato, studenti, insegnanti e quindi tutti Sei coloro che... Federica? Sì, sono Federica.
Ecco, volevo solo chiederti una cosa prima di lasciarci, se tu o chi tra i tuoi collaboratori, insomma qualcuno, domani, tra qualche giorno, mi dà un riscontro delle reazioni dei ragazzi. Fare queste Sì, cose non è certo, mai guardi, facile. Non è sicuramente, mai anzi facile. approfitto, siamo ancora in diretta, approfitto per dire a tutti che l'evento è registrato, pertanto dalla prossima settimana potremo seguire tutti gli eventi che ci sono stati ieri, oggi e anche domani, saranno online nella homepage di Job Orienta. E a lei poi, a ciascun relatore, a chi con noi ha partecipato insomma agli eventi, daremo sicuramente il feedback e le No, ma domande ulteriori che ci sono io mi ricordo, arrivate. critico se c'è qualcosa da cambiare, da capire, da suggerirmi, No, perché no, non è... certo. Purtroppo oggi abbiamo avuto qualche problema tecnico, infatti ci scusiamo anche con il pubblico che ci sta ascoltando perché con la chat non siamo riusciti a Ah, raccogliere eventuali richieste o domande da porle, però cercheremo di arrivare a tutti coloro che eventualmente hanno scritto e siamo riusciti a registrare i perfetto, messaggi. Bene, un saluto perfetto. ancora a tutti, Grazie grazie ancora. all'assessore A Leda presto. Donazzà e a Franco Nembrini. Grazie a voi, Grazie, grazie Grazie a a voi. voi. arrivederci.